E adesso, come annunciato, parliamo di lavori pubblici e parliamo di fondi a disposizione. Ieri l'audizione in commissione dell'assessore ai lavori pubblici Lucio Lonoce, che questa mattina è in collegamento con noi. Buongiorno assessore, ben trovato. Buongiorno a tutti. Assessore, una posta di bilancio, come dire, particolarmente risicata, poco più di 700.000 euro, è una cifra che insomma vi mette in una situazione particolarmente complicata, immagino, con tutto quello che c'è da fare in città. Allora, guardi, io dico questo: abbiamo scelto consapevolmente di partire dai bisogni reali della città, no? Evitando magari fare degli elenchi generici e promesse che poi difficilmente si possono mantenere. Dobbiamo sapere tutti che abbiamo ereditato una situazione economicamente non facile. Quindi abbiamo scelto invece una strada completamente diversa, quello di governare le difficoltà. Cioè, in pratica, quello che vi posso dire, l'amministrazione comunale ha scelto questo, no? Di puntare molto sugli edifici scolastici, sulla manutenzione straordinaria del patrimonio comunale, sulla sicurezza delle strade. Quella somma che lei poc'anzi ha detto è per mettere in sicurezza le strade. No? Perché 700.000 euro è strade e marciapiedi, quindi quell'importo è per colmare buche o magari fare degli interventi dove i marciapiedi sono dissestati. Quindi diciamo tutte le altre risorse arriveranno, immagino, da altri fondi tipo regionali, nazionali. Sicuramente noi stiamo lavorando in stretto contatto con la regione, visto e considerato che ci sono anche i giochi del Mediterraneo. Grazie al commissario Ferrarese stiamo facendo di tutto per farci arrivare altre risorse per fare le strade sulla città di Taranto. Se non ricordo male sono 3.800.000 euro quelli che insomma il commissario dovrebbe girare al comune. Assessore, le faccio una domanda cattiva. Ogni tanto, lei giustamente dice abbiamo ereditato una situazione complicata, però ecco, mi verrebbe da chiederle oggettivamente, nell'amministrazione precedente eravate in maggioranza anche voi, come è possibile che non lo sapevate? No, guardi, noi siamo stati in maggioranza fino ad un certo punto, dopodiché quando abbiamo visto che ci sono state delle scelte che non andavano di pari passo, e su questo la storia la conosciamo, però siamo andati all'opposizione e quindi è chiaro che però comunque eravate in amministrazione, nel senso, al di là della maggioranza, in amministrazione, e a volte stupisce che magari lei, magari anche il sindaco Bitetti, ci abbiate detto una roba del tipo non sapevamo che era grave fino a questo punto, è complicato immaginarlo. No, io ho detto altro in queste dichiarazioni, no? Abbiamo ereditato una situazione economicamente non facile. Questo abbiamo detto e noi stiamo cercando di governare la difficoltà. Questo è il punto essenziale. Ok, e questo è chiaro, però dico, non la conoscevate questa situazione così grave? Così grave ti devo dire no. Okay. Onestamente così grave no. È inutile dire cose non vere. No, certo. Allora, una cosa è fare il consigliere comunale, una cosa è fare l'amministratore. Okay. L'amministratore come assessore. Quindi il consigliere comunale magari arrivano le carte, le legge, così come abbiamo fatto ieri in commissioni, e ieri ho detto io ho portato il programma triennale ieri in commissione di quello che effettivamente si può fare. Ecco, e che faremo, assessore? Che faremo? Delle cifre, lo stavo dicendo, no? Quindi, edilizia scolastica. Edilizia scolastica. Allora, ieri per esempio abbiamo già fatto firmare al sindaco per 2 scuole, no? Per la scuola Bettolo e per la scuola Mazzaraso, perché ci saranno interventi importanti per la scuola Bettolo, interventi importanti per le palestre fuori della Mazzaraso. Noi stiamo già iniziando a fare interventi nelle scuole di Taranto, vedi la scuola in via Lago di Berguse, che abbiamo completato i lavori. In questa mattina, già da ieri mattina, stiamo alla scuola Vico De Carolis, alla De Carolis, perché noi siamo in continuo passo, cioè non è che magari è ferma l'amministrazione, dove ci sono delle esigenze noi cerchiamo di intervenire.
Un'altra cosa importante è che nei prossimi giorni ci sarà un incontro, così come avevo già annunciato in radio, per quanto riguarda l'incontro in regione, per gli allagamenti che accadono a Tazzano. Quindi ci sarà un incontro tra regione, comune, AIP e Acquedotto Pugliese e se non ero anche il commissario straordinario per far sì che iniziamo un percorso e per andare a concludere poi i passi successivi, perché non è stato mai fatto questa cosa qua e adesso iniziamo. Cioè noi stiamo lavorando proprio per migliorare le condizioni della città e guardi, le posso dire che sono molto ma molto positivo su questo. Bene, e allora Assessore, noi naturalmente le crediamo, devo dire la verità, 700.000 euro mi sembrano un po' poche per fare tutta sta roba, ma insomma la capacità di un bravo amministratore sta anche nel saper fare bene con quel poco che si ha a disposizione, e come ha detto lei, diciamo, avete scelto anche la strada dell'operazione Verità. Grazie all'assessore Lucio Lonoce per essere stato con noi, buona giornata e buon lavoro. Grazie a voi, arrivederci.